Comune di Belluno e Italia Nostra vanno avanti ciascuno per la propria strada in totale rotta di collisione. Il comune, con il sindaco Oscar De Pellegrin in prima linea, ha dato il via al cantiere come previsto dal piano di riqualificazione di via Feltre. Italia Nostra non demorde e si aspetta che il TAR blocchi l'abbattimento dei tigli. Il nostro ricorso riguardava esclusivamente al momento il taglio degli alberi, cioè mantenere gli alberi che ci sono già, quindi questi sono lavori dovuti. Non abbiamo nulla da che ridire su questi lavori qui. Lei ha concrete speranze che gli alberi che ci sono ancora resteranno? Aspettiamo quello che deciderà l'udienza, cioè in Camera di Consiglio, la giudice il 21 maggio. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Nessuna certezza su quello che sarà l'esito dell'iter tribunalizio. Ognuno però è convinto delle proprie ragioni e quella di Italia Nostra è che ulteriori abbattimenti saranno impediti. Secondo noi sì, certo. Noi per quello abbiamo fatto il ricorso, per salvare gli alberi. Se ad avere ragione sarà l'amministrazione comunale, si sa già quale sarà l'aspetto futuro di via Feltre. Se avrà ragione Italia Nostra, con metà strada con gli alberi e metà senza, come le due cose verranno collegate sarà tutto da capire.